putea, Tessina beh putea, e me faria apie tutta la Romea, da sottomarina della Clea. E de modersi in Camporea, ti illumini a notte, te fecciano fa una stea, te compraria una casa in Albarea. perché mi sono innamorato. E benvenuti, un applauso, era qua. Siamo qua con Mario. Siamo in diretta quindi. Mario e Alessandro, sì. Adesso arriva già, te vedi che arriva dalle donazioni. E insomma, per chi non vi conosce, chi siete? Durase. Direttamente da Cavarzare, l'ultima provincia di Venezia, se può dire. Qua penultima, solo che c'è cosa dopo, veramente siamo i penultimi, avamposto. Oddio, stai davanti dopo Cavarzare, te già Rovigo. Dipende da dove che ti acciappi. Sì. Dipende da dove che ti arrivi. Esatto. Pensa a te. E ciao a tutti, ciao a chi che ne ascolta, A tutti quelli che ascoltano. a tutti quelli che ascolta, grazie Marco per l'invito. E vabbè, allora noi ci conoscono come El Bacan sui social, comunque Il Bacan con H, come il K, Bonso. esatto. E Cobra con H. A K ritorna, diciamo. E Ah, niente, però fondamentalmente siamo Mario e Alessandro, diciamo, per le nostre mamme, per i nostri genitori, ecco. Esatto. E veniamo, come ti hai detto te, da Cavarzere, che è anche la città del futuro. Che poi guardi che avevi una pagina su Instagram che è Il Bacan. Esatto. E il Bacan Veneto. Però se qualche vostra fans che magari vuole fare un approccio, fa fatica a trovarvi in singolo, tra l'altro. Diciamo che c'è anche un motivo che siamo fiat timidi, ecco, noi Ah. altri, proprio. Potesse dare che il poco del mistero in Ah, più. dove sono? Che uno ha da rompersi i coglioni per catarmi, insomma. Sì, no, seria tutto uno, Chissà sì, figurati. chissà cosa pensano, che cosa dicono, capito? Ma Non io è che non poi sapevo. non squerdersi subito, sì, proprio, quindi. Proprio. Sì, su Instagram è il Bacan Veneto, perché sai che dopo username bisogna che te Esatto, ma infatti individui. ne altri se chiamiamo è il Bacan, però tanti ne dice, ma voi altri non so, le volte capita, no? Te vai in giro, qualcuno ti riconosce, ti dice, "Ah, ma voi altri sia il Bacan Veneto", che dico no, il Bacan Veneto era per mettere il nome, diciamo, adesso non mi Certo. ricordo bene, su Instagram bisognava che te mettessi un nome tutto tacà, no? Certo. Esatto, però il nostro nome ufficiale è il Bacan, punto. Sì. No, ma ti dico anche un'altra roba. E il Bacan, tra l'altro, noi altri, non si sa per quale motivo misterioso, che abbiamo deciso di chiamarsi il Bacan con accento su A finale, no, proprio per non farsi trovare su YouTube, lo capivo. Ah. Se ti guardi su YouTube, mi pare, che se il Bacan scritto con accento su A finale, capito? Ho detto, ma questa è un'idea. De merda. Esatto. Perché se non ti metti l'accento non te Non te le catti. catti. Adesso a furia di larga Sempre te ne per trovi. raggiungere che il mistero Esatto. in più. No, che- invece, perché se uno vuole scrivere piuttosto più a K è il problema. O il Bacan, perché scrivendo su Bacan mi farà altre robe, tipo su Google. Sì, perché poi che c'è una isoletta vicino a Venezia, il Bacan che sta. Vabbè. Sì, diciamo che. Sì, che c'è altre robe Sì, comunque. neanche che abbiamo messo a K per differenziarsi. Che c'è anche un locale qua vicino. Che si chiama il Bacan. Sì. Che ho fatto un bar di feste, tra l'altro. Sì, ma ti dico. Saluto Andrea Stefan che non sarà mai di vedere questo video, però. Però c'è il Bacan. ascolta, se te vuoi famo una serata insieme, cioè il Bacan suona al Non so Bacan. se riuscì a vedere, ma io disagio in Villa Stefan SSD Bacan. Te vedi? Qui a sotto, qui a Viola e anche qui a sotto, chiedo là. Ah, ho E c'è capito. proprio un locale che ha organizzato feste. Vabbè. Ascolta, proponi. No, Bacan proponi- al Bacan. Bacan. Cioè, Bacan meglio al di così. quadrato, capito? Bacan quadrato, bella questa. Ma infatti gli altri. Già no? fatto l'evento. Già fatto l'evento. Infatti gli altri per darsi un tono che mi ho detto, ascolta, c'è se qua K, così se differenziamo dai vari locali, da El Bacan per dire. E il nome comunque è un nome goliardico, diciamo. Sì. Bacan, come fare Bacan, fare casino, Fare fare festone, insomma. Però che se diciamo un motivo, ne altri prima di questo nome qua, che ne pensare altri che tocca più. Però volevano sempre un nome unico, che tocca più. Non abbiamo mai pensato di chiamarsi, che ne so,
Gino e Pino, anche tu capito. Noi No, altri... se me c'avi, perché qua il sensore che Ma vai, fa ora pipì. pensavo fosse il microfono che suona perché No, una volta no, che sto dopo- qua, Ah, sto pipì. qua. pensa a pipì. te. Ma Sì, vai, adesso ora no. va, voi E due se qua sempre. si compra il BMW nuovo, il Q8 nuovo, e quindi Sì, grazie ecco. Ciavi, Ah, per Q8. tecnologiche, insomma. Proprio. Sì, comunque noi altri, praticamente tutti i progetti musicali che avevamo avuto nella nostra vita, no, Mario, li avevamo fatti insieme, quasi tutti. Quasi tutti. E se Noi da... altri suoniamo da quasi 20 anni che suoniamo noi altri. E quindi abbiamo sempre avuto progetti, cioè, noi altri abbiamo sempre avuto progetti musicali che non c'entra niente, che non c'entra niente con questo che siamo di fare adesso. Abbiamo sempre fatto dell'altro. E questo qua è, diciamo, praticamente l'ultimo progetto musicale che abbiamo fatto e è quello che si Anche a me, io che si sono andà meglio attualmente se così. Diciamo che inaspettatamente, ecco, questo è un retroscena che i nostri fan non conosceranno. Me e Mario siamo dei metallari in origine, Sì. poi dei Beh, rocchettari, uno poi magari se mi vede può anche a me intuirlo giustamente, e dopo col Bacà, insomma, è il nostro progetto dove che se sentimo, come posso dire, cioè con gli altri progetti abbiamo sempre cantato principalmente in inglese, roba più internazionale, col Bacà andiamo sfogo al nostro spirito veneto. Esatto, più territoriale, più genuino, più perché la territoriale. gente pensa sti qua se dove abiti che se filmi in macchina, ma in realtà che c'è tanto altro prima. Madonna. La gente non sa. Perché la gente pensa così secondo Mi te? penso di sì. No, io ho pensato questo. Buono sapere. Però in realtà che c'è tanto studio perché si può dire che il lavoro che te fai Mario in realtà no? Sì, insomma, sì, si può dire tranquillamente. Ciao ai fioi che mi parleranno e mi troveranno in giro. Sì, attualmente sono insegnante delle scuole medie. Non solo, nasco prima come insegnante di chitarra e dopo Come sai che te fai? ho fatto così, sì. Se vuoi lezioni, Se vuoi lezioni Di chitarra. di chitarra, No, di chitarra. E... L'ho visto così. Oh. Sì, ma scusa, non per dire, ma che posizione sei questa? Vabbè, siamo No, persi. stai così. Infatti, no, era P. Sei registrato comunque se no. E dopo sono da a scuole medie. Ho capito. Quindi questo qua è il vostro percorso, diciamo, a fine si arriva qua. Comunque diciamo che il vostro format più famoso e principale è fare canzoni in macchina, fare queste parodie musicali in macchina in Veneto, se può dire. Sì, in verità è nato prima, ancora prima è nato perché vogliono fare, perché se ci abbiamo il Baccan, adesso questo è un altro retroscena, che forse anche a me non so, perché si chiamano il Bacà? No, Bella domanda. È un retroscena, non retroscena. Ora no, perché se ci abbiamo il Baccan? Perché nati all'inizio vogliono fare, diciamo, è a coppia veneta, versione veneta, diciamo, che avevano sta mese idea di fare la versione veneta del Pagante. Lo capito? Che prende il Pagante. Non so se che è presente. C'è il Pagante. Il Pagante. Dopo vi dico un altro retroscena, ma ve lo dico dopo fuori. A telecamere spente. Se no mezzava l'idea. E ora vogliono fare sta roba, negli era nato così, e vogliono fare canzoni intere prima, che proprio stile un po' dance, un po' così. E infatti che ne è qualcuna se te vai a ascoltare, Sì. per chi ha voglia di andarsi ad ascoltare il nostro canale YouTube, che se pezzi un po' dance, così. E dopo casualmente invece che è nata, che abbiamo avuto l'idea di fare sì, parodie, di cantarle in macchina, e da lì diciamo, siamo esplosi, però inizialmente un po' prima siamo nati così perché avevano questa idea di fare sta roba tipo così, sto stile qua. Però abbiamo avuto più successo, tra virgolette successo. Insomma. Dopo diciamo che appunto che abbiamo sempre portato avanti sia la produzione, a parte il discorso dell'Instagram, dei spezzoni, dei cover in macchina, abbiamo anche registrato proprio dei cover complete, parodie complete, e abbiamo sempre scritto i nostri inediti, che abbiamo fatto un pezzo l'anno scorso con Calibro, che salutiamo, che sta anche ospite qua,
sudamericane che abbiamo fatto un pezzo con i Radio Sboro. Sempre QH, sudamericane sempre QH. Anche Calibro sempre QH, Vito. Tutto QH, pazzesco questa. Ovunque. K ovunque. C'è anche il ZK, non so se si entra qualcosa. Ma che ne quelli non ha K, però... non ha K, no. Sì, ti scrivi qua C, ZK. ZK, è vero, sì. Dopo non so un esperto. Sei l'unica K senza H. Comunque, questo per dire che facciamo sia cover che sempre pezzi nostri. Siamo partiti principalmente con la dance, EDM, così in dialetto veneto, abbiamo fatto tante robe reggaeton e dopo ormai lo stile che ne vado a fare un pezzo lo Su fermo. YouTube sta roba qua. Tutto su YouTube e anche su Spotify, tutti i nostri inediti. Per chi vuole si va a ascoltare per esempio un pezzo che ritrae un po' questo stile che Alessandro sta descrivendo, Quante notti, che è un pezzo che può un po', no? Alessandro? Sì, è un esempio insomma il nostro stile per quanto riguarda gli inediti e dopo sue cover si divertimo come abbiamo sempre fatto d'altronde da quando avevamo 16-17 anni, serate, birette, bisbocce eccetera, ci siamo sempre divertiti a fare la cover, il dialetto, queste robe qua e quindi ci divertiamo a fare anche questo tipo dei prodotti qua e su Instagram insomma sì, va forte. Piace, sì. Ancora Piace. più. Quindi il format in macchina voi altri, cioè gavisai canzone, pensai prima oppure gira in macchina a caso per cavarsela e vi mettete No, a se pensiamo un po' a un discorso economico perché se no siamo anche Sì, a comporre girando pagare il tagliando dopo tutti i giri che fermo con la le macchina più finia. Infatti adesso vogliono anche implementare fare come Uber, così se uno va a fare da Ramo Peraro in centro Cavarsere da Pareole e ora facciamo il giretto e sei obbligato a sentirvi tutte le vostre per forza, canzoni, per forza. incluso nell'abbonamento. Se voi questo è il passaggio. No, ma a parte, come dicevamo fuori onda, che non avevi spiegato, dimmi adesso, perché voi non avevi un copione, cioè sapevi a memoria chi trattati le canzoni oppure... Allora, adesso spiegheremo, oggi spiegheremo tutto. Penso sia la domanda più curiosa che sia di oggi. Pensati che altre? Pensa se questa sei quella più curiosa. Beh, come diciamo che a macchina non va eroe, cioè sarà ancora più sorprendente. Sì, se tutto, macchina non va eroe. tutto green screen, ti vedi passare. No, tutto green screen. No, Beh, puoi anche che si Poderia essere. È più fatica che... No, allora, se prepariamo prima, chiaramente. No, perché saremo da girare finché ne viene quella buona. Cioè, tu capio. Quindi se sembra buona la prima e riprese che fasi? No, le riproviamo. Allora, se siamo fortunati, sì. Le riproviamo un po' di volte. Dopo, nel corso degli anni, siamo diventati più bravi, siamo diventati più svelti, quindi diciamo che ne basta poco. E abbiamo una, 2 volte e abbiamo pronta. Comunque sì, di girare in macchina, sì. Stiamo girando anche, però che non te pensi che femo il giro da cioè che facciamo un 16 mare a Romeo, cioè ne altri abbiamo il nostro, diciamo che abbiamo un pezzo di strada che sappiamo che è molto poco trafficato, che in mezzo a campagna che insomma non c'è nessuno e ne altri diciamo sì, femo avanti in Drio Paqueo che sarà 1 chilometro, 2 chilometri come venendo qua che avevi fatto niente, ormai è massa trafficata, no, poi distrarti. Vuoi massa concentrazione. E se prepariamo prima però diciamo che vabbè, a questo punto visto che è programma verità ne altri sì ti dobbiamo avere ricordato a memoria oppure no. Oppure che se qualcosa attacca avevamo il trabico quello che ti in saldo il cellulare e che c'è il testo là che tu capivo. Ma quindi avevi uno che vi filma e uno che no, due telefoni, uno che vi filma, uno col telefono, anzi tre e uno qua a base, uno che ne filma e uno che tu capivo che roba. Infatti tante volte mi dice ogni tanto qualcuno per strada ne saluta eccetera e vede 3 telefoni e mi fa no ti sicuro che il guarda in camera ogni tanto perché pensa che magari me guardo invece il telefono col testo l'è praticamente attaccato che riprende se non mi ricordo butto l'occhio e pare che guardo in camera. Esatto. Quindi pensate che campo elettromagnetico che produciamo in sta macchina con 3 telefoni che va 5G una roba che non finisse altro
Beh, in realtà non serve neanche connessione, ma vabbè. Ma Gavi, che sei tra picco Gavi patini due o tre telefoni? Con scocce? No, uno... E ora te che sai che c'è un negozio specializzato in alta tecnologia a Cavargere che è Ah, anche sì. noto come dai cinesi. Ah, E ti te vedrai teccati ogni apparecchio come te che tanti ti qua Marco Cavaetti, no Cavaetti, chiaramente non siamo di parlare De NASA. de NASA, Sì, de Nasare, sì. però in supporto in cui che vamo a fare. Sì, è un classico, come si chiama? Un classico, qui che te tacchi qua ventosa Sì, 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 sì. Ah, ok, ho capito. al finestrino, al parabrezza e te tieni saldo il cellulare e che altri do, uno da mettere a base per cui uno se otteniamo in scarsea e che l'altro invece otteniamo semplicemente in parte al cellulare che fa il video ma otteniamo diciamo, un collino ga, un supporto e otteniamo incastrato. Sì, Infatti, sì, sì, sì. delle volte col freno il casca Beh, e sì. poi fa tutto. Vabbè, Sì, però, sì, insomma. sì, sì, classico. Ma quindi, visto che andai avanti in New a Cavarzere, vi chiedo com'è vivere a Cavarzere? Ah beh, qua si bisogna fare puntate qua, no? Il podcast. Com'è Brevi, vivere? insomma. Ma non vedi, non vedi, abbiamo 15 anni ciascuno, non vedi, Ah, è la salute fa da Gli effetti. gli effetti della salute. Com'è vivere a Cavarzere? Come a Cavarzere? Beh, ora, mi non, cioè, sì, i classici che il sabato va a nave è vero, rompere i coglioni, far qua. No, è massa distante, andiamo ma al porto in andiamo al Adria porto in Adria a far se va bene. Ah, Oh. dei nave a far qua, ok. no, non femo, non demo a... no, ora, com'è vivere a Cavarzere? Come vivere a Oriago fondamentalmente, come vivere... non possiamo parlarne mai. Ora, noi altri in adolescenza siamo sempre lamentati, dico, Cavarzere, non si fa niente, non c'è Eh, niente, dobbiamo andare qua, là, su, su. Però, tutto sommato, nel corso degli anni, se siamo fatta piacere, Sì, dopo ciò c'è casa casa nostra. nostra, Non che c'è tanto da fare, però diciamo che tutto che l'area lì comunque vi sia Ciosa, vi sia Portoviro, Adria, eccetera. Sì, gente poca roba da fare, però se si ingegna, ecco, pa divertirsi, infatti anche noi altri, e il Bacasio di fuori durante il Covid, esatto. perché a maggior ragione non vi era niente da fare. E ora se catavino fare canzoni. Poi che c'è sempre stato tanti gruppi Se musicali, se poteva. tanta gente che suonava, tutte zone limitrofe, noi altri avendo sempre suonato, abbiamo vissuto sempre questi territori un po' Sì, attraverso la lente della musica, perché sono fia diciamo. come il nord Europa, sono fia come la Svezia, perché i svedesi sono fortissimi, fanno molti gruppi, tu capito? Perché gli fa freddo, si rompe i coglioni, e ora va a fare i gruppi in sa prove, stesso principio, casa che se niente, ah, giusto. che se bar, oppure te stai in casa, te diventi bravo a suonare. Te che inventarti qualcosa, Sì, O te oppure fai qualcun fiori, altro, no? esatto, o te Eh. fai fioi. che non mi pare il caso, Sì, quindi... Sì, Ma sì, io sì, sì. suonare, ma io al manco per quello che sapevamo. suonare e Certo, vascare, certo. vascare in macchina. Ecco, quindi sì, dai, non sparemo i mortaretti, non festeggiamo, ma neanche se lamentiamo di cavase. Certo. E volevo chiedere, con tutte quante queste parodie che avevi fatto, quando avevi fatto parodie più o meno? Canzoni? Cioè, ti dici su Eh, Instagram Beh, in o generale, complete? proprio Dio generale, solo le parodie. Una centenera, mi sa. Sì. un E vi centenario, sì. chiedo, qual è secondo voi è il gruppo più facile, che viene più facile fare parodie e quello più difficile? Bella domanda, bella domanda. Tipo, secondo me, 883, Dice facile. eh, Facilissimo. altri gruppi a livello di musica, delle sonorità, dei ritornelli è più difficile magari pensare alle parole da dire, capito come... Facilissimo, Cioè, che c'è facilissimo. anche un altro discorso da fare, che noi altri facciamo cover spesso e parodie sia delle canzoni in italiano che in inglese. E cerchiamo anche, per più attenti ascoltatori nostri, cerchiamo di mantenere, diciamo, le rime della canzone come sonorità, cioè Sì, se la canzone originale che c'è due parole che fa rima con l'accento su A, cerchiamo di replicare anche, Allora, quindi c'è diverso tra italiano e inglese. Allora, personalmente, le canzoni dove, almeno mi riscontra, te mi dici che ti Ri? riscontra, Porca miseria. cioè te scontri e E dopo un'altra un'altra volta. volta. E che sono più facili per dove che te poi diciamo, fare una parodia, fare una cover, così. Se
que tendenzialmente che ha una strofa abbastanza corposa, abbastanza lunga, perché dite poi prima di arrivare al ritorneo, non lunga, però che ha tante parole, perché così ti te poi ricamarghe su, te puoi inventarti più una storia, te puoi ricamarghe su più Mm. qualcosa di divertente prima di arrivare al ritorneo. Se invece è solamente una canzone che dice sempre che roba là, Ah, ok. e sì, ti te fai, che magari va anche più bene, ti te fai anche a parodia. Se è più difficile Però raccontare una se è più storia. difficile fare una storia divertente, che Ho proprio capito. gli 883 è perfetti per chi ha una bella strofa dove chi dice, basta che te pensi, insomma, le canzoni di 883, gli anni, tutte quelle là, chi ha una bella strofa e dopo Sì, esplode in ritorneo e certo. lì raccontare una storia Che divertente spazio. con un ritorneo che funziona, capito? Sì, Sì, sì. Per esempio, le canzoni di adesso, non so, spesso, che ne so, quelle, sì, e te femo anche, dopo femo anche, quelle, che ne so, spesso, quelle di Annalisa, Elodie, gli artisti di adesso, delle volte che ha delle strofe un po' scarne, te fa un po' fatica, te dici, perché dopo 70, 80, 90, 100 parodie, non è che te puoi sempre dire che quattro certo. poeate, cioè bisogna anche Arricchire. provare a cambiare un po' argomenti, se no la gente dice, È ma sempre sagre bevere. sì, esatto, dici sempre che quattro Robe là. robe là. Giustamente. Allora, un posto che vi piacerebbe suonare e uno che non daresti mai. Allora, un posto nel quale ci piacerebbe suonare. Allora, fammi capire. E ora che non suonerissimo mai, mi te dico in Austria, perché mi sa che dialetto veneto Ah, ok. non capisce bene. E quindi magari lì non vendaria proprio. Sì, in un posto dove ci piacerebbe suonare. Boh, mi te diria, t'ho visto che siamo anche in zona, Milano Summer Festival. Ecco, sì. C'è una figata a suonare. C'è una Sì, figata a suonare alla Perishow, cioè tutti quei eventi che dove che c'è tanto stavo pensando, esatto, Veneto, sì, grandi esatto, festoni. pensare esatto, qualche sagrone. Allora, noi abbiamo suonato a un bel evento, però diciamo nel palco secondario, A Grisignano, a a Sagra, Gresignano, a Sagra, ricordami Alessandro come si chiama. Ecco là, vedo. Zocco, qualcosa. sì, a Grisignano Bravo, bravo, come si Gresignano, bravo. chiama? Festa del Socco. Sì, Fiera, sì, sì, esatto, Madonna. Fiera del Socco a Fiera del Grisignano. Soco, Fiera del Soco. Quello è un gran bel evento. Abbiamo suonato, no, purtroppo, ma sempre, voglio dire, è sempre bello, nel palco secondario, quello diciamo più piccolino dove la gente passeggiava. E sì, è stato bello, però chiaramente noi, insomma, siccome quello è un bel palco, un bel evento, è veramente grosso, ecco, quello sarebbe un posto che sicuramente ci piacerebbe suonare Ecco, come evento, come band principale, anche come non band principale, però lì sul palco principale della Fiera del Socco. Questo qua. certo. Ma difatti, visto che avevi anche un passato metallaro, ste robe qua, che avevi notato anche a livello del pubblico, suonando magari parodie e cover che la gente già sa più o meno e canzoni robe, è più semplice magari fare un concerto con canzoni del genere che magari far rock o punk che la gente mai non sa e le vostre canzoni. Vedo difficoltà, non vedo difficoltà diverse. Ehm, se ti fare Scusa, te vedo in difficoltà. no, no, perché voglio dare una risposta fatta bene. E Ciao. ora, zero difficoltà diverse perché Cotefè e parodie e la gente si aspetta, ti non deve essere tecnicamente formidabili, cantare, fare, cioè siete uscì meglio. E la difficoltà è fare canzoni, fare parodie. Invece, queste cotite suoni rock, metal, lì la difficoltà, invece lì bisogna essere bravissimo a cantare, suonare, Ah, e tu capisci certo, sì. cosa, Ah, capito sì, cosa sì, vuol sì, dire. sì, è Invece se te vero. fai parodie dal vivo ti sei più tranquillo perché sì, la gente non è che Non sta ha lì, pretese, non ha certo. pretese di dire no, aspetta, quello lì, Sì, che interessa più ridere, sentire il esatto. testo, vedere anche sul palco come si muoviamo così, è più una roba Ecco, comica sì, che esatto, tecnica la musicale. difficoltà è far divertire la gente, che tu capisci,
più che invece se fai musica tra virgolette impegnata, e ora lì invece bisogna che sia Sì, bravo anche a musica in tecnicamente. teccia, non Sì. è, oltre che Oltre che impegnata, non è impegnata. facile, però insomma, se che Sì, sì, prova. sì. Ecco, esatto, questo te posso dire. Difatti, comunque, ai vostri esibizioni, ai vostri concerti, che c'è anche una band dietro, te mi dicevi fuori onda. Sì, ne ha dei motakake non solamente me e lui, coi basi sotto. Però se guardavo ho detto, ma qua parliamo due ebeti. E ora ho detto, aspetta che abbiamo provato, visto che suonavi, non abbiamo sempre suonato qua a band, ho detto, ma ascolta, ma femo qua a band che suona le basi e suona a band, e infatti si è cambiato, cioè, dal punto di vista visivo e poi noi altri si è cambiata così così, insomma, dopo chiaramente si piffa di uso, dispendioso, portare a band e tutto, Però però anche certe canzoni che ne sei, canzoni da suonare con una band comunque, riuscì Sì. comunque a e portarla, adattiamo qua a band, sì, te sì. E riadatti. usiamo anche basi in alcune Ah, situazioni, per alcune mi canzoni, pare che quando più elettroniche che avevi Sì, fatto. e Esatto. femo comunque, manteniamo comunque a Diciamo band. che fortunatamente, essendo appunto che mio più livello amatoriale, però Mario è comunque professionista a livello musicale, Simone è l'altro toso che fa parte del Baccà, anche se E appare meno, compare molto poco. anche lui è un gran bel musicista e quindi abbiamo poi trovato un bassista e un batterista che c'è sempre parte che l'ambiente lì c'è altri due professionisti e noi altri veramente andiamo tranquillissimi perché loro sa, insomma, oltre a livello musicale anche a livello proprio di programmazione, sequenze, No, eccetera, dopo è formidabile. bisogna cantare bene lo stesso, perché che se canzoni, in certe canzoni de Neck, così, comunque che se, cioè, non è facile, Sì, se te canti mai, si sente, certo. lo Ma di capisco. fatti anche a vostra struttura, cioè, chi c'è ad esempio di do che è più produttivo, se può dire, che c'è sempre uno che fa di più, uno che fa manco, uno che te trassina, chi c'è di do che, o anche di tre sto caso, come dicevi che sto Simone, Sì, insomma, Simone che nasce come nostro produttore, però se effettivamente a tutti gli effetti un è il terzo del Baccano, anche se non si vede mai. Allora, Cook che fa di più? Dipende perché, che ne so, sicuramente, te ne so, Mew, sì, Mewtwo, Celedin, Celebi e Pikachu. Che ne so, magari se ho da fare, E per me Mew, mi viene più, a me mi viene più facile, siccome vuoi chitarre a casa con tutti gli strumenti, ah, eccetera. A me buttare su un'idea ah, musicale, magari mi certo, viene più facile che a lui, vedo capito. Lui magari se, anche se comunque che viene anche a lui magari ha delle idee, magari dal punto di vista dei testi, oppure di idee video, vedo capito. ok, sì, 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 ho Sì, capito. Quindi quello. insomma sì, più o meno a pari, insomma, c'è a sì, pari. dopo Sì. diciamo che ecco, tutto dal punto di vista della produzione delle basi, mi non fa niente e fa Mario e fa Anche a livello Simone. proprio dei social, curare magari tutta la parte social, i video, descrizione, queste robe qua. Allora, diciamo che de solito fa Gumi, ma se all'occorrenza fa anche lui, Ho cioè nel capito. Sì, senso, sì, 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 sì. quando che c'è da ritagliare il video, fare, brigare, O il lyric che da video. fa, Cerchiamo di esatto. spartirsi un po' i Ah, compiti, Sì, sì, anche sì. perché Diciamo, insomma, quando che se il video, quando che te vedi il reel su Instagram, diciamo, a maggior parte delle volte o carico, o fa su Me, taglio Me, però voglio dire che se nel caso se che dico fai te, o fai lui, certo, ho ho capito, capito. cioè, sì, oppure sì, diciamo che anche questo, come ti dicevo, noi abbiamo un altro gruppo, adesso un'altra band, si Sì, chiama Rusty Vega, vai, vai, lui si scusa. chiama RUSTY Vega, siamo sempre dove noi altri suoniamo due. sempre in altri do, facciamo inediti rock Rock. in inglese principalmente. Diciamo che mi magari mi occupo un po' di più della gestione di quel Ah, progetto là e Mario si occupa più della gestione di questo progetto qua, però ognuno fa del lavoro Sì, per il progetto, diciamo. sì, voglio dire, A grandi linee a direzione, tra virgolette, se, esequia, ma alla fine sì, facciamo tutti tutto, ecco. ho capito. sì, ecco, tendenzialmente è così, cioè se dopo
se dopo uno dice fai ti questo, fai ti che altro, Certo. se fa, voglio dire. Che sì, pensavo fosse più uno principale, uno che in tanti gruppi sei così comunque. No, ma se è giusto, sia equilibrare. No, ma voglio dire, se è giusto che sia, sì, spesso che se quello che mantiene il capitano, tra virgolette, Sì. la faccenda, però Anche la che mai avuto magari di mi piace di fatta così, mi piace di fatta qua. Chi si sì, parola. Sì, sì. sì, ma in continuazione. Se arriva a un punto di incontro, Compromesso, sì. perché se è normale Abbiamo comunque. sempre discussioni su no, mi affaria così, no, mi affaria qua. Dopo alla fine una quadra la troviamo. Però sì che cioè, anche se spesso discussioni sulla gestione, sulle robe dei canzoni, come fa, sempre, Proprio. sempre. Sì, sì. Una roba che adesso non mi ricordo bene a canzone, però ieri sera che ho ascoltato un fiat tutte e ognuno ha i suoi dialetti, comunque no, le sue Sì. particolarità. La vostra canzone dice, aspetta, non so scritta bene, cioè cosa vuol dire Tony ciappa a crosta? Ciappa a crosta. Sì, uno slang che mi non ho mai sentito. Ma che cazzo, che senso ciappa a crosta? E a crosta è un modo nostro per dire Una baia. Una baia. Ah, Una ok. bomba. Una bomba. Ciappa una crosta micidiale. Questo slang qua mi non ho mai sentito. Allora, che c'è da dire, posso dire che crostas è più un slang suo, perché io non lo dico mai. Ma Io dopo solo lui magari- crosta. Cioè, diciamo che dopo anche la roba. Però sì, sei una mina. Sì, no? Sì, La sì. roba divertente che avevamo riscontrato è che tante volte in ti commenti ne scrive ma dove sia voi altri, ma dove si dice sta roba qua, si dice qua. Diciamo che Cavarzere è provincia di Venezia, però il paese in quale è provincia di Rovigo e il paese in quale è in provincia di Padova. De qua che abbiamo Ciosa e quindi diciamo È un che melting pot. se Sì, messo un sì, fiato, non è un dialetto che magari te lo riconosci subito, proprio Sì. perché è lì in mezzo. E quindi ogni volta, per esempio, come ho fatto a canzone qui Radio Sboro, se avevano sentito con Cristian, che salutiamo con tutti i Radio Sboro, e ora buttavano su così colà che avevano scritto un testo che diceva è il motore, no? Che è il motore, e lui ne fa, ma cosa è il motore? Cioè, il Addirittura? trattore? E là non dice è il motore, Sì. a quanto pare. Oppure che sì, neanche non parliamo veneziano, perché si sente che non parliamo veneziano. Però non parliamo neanche a Rovigotto, perché Non avevamo a Z non avevamo del perché Rovigotto. Rovigotti dice che ne so, dice a cena, per dire a cena, per dire e quindi Anche a San Donaga c'è sto coso. ah, vero? A cena. Sì. Però non parliamo neanche, chiaramente non abbiamo l'accento ciosotto, sì, può essere un padovan, ma non totalmente. Quindi che se delle parole che abbiamo preso sia da parte, che ne so, del Porto Viro, sia da parte del Rovigo, così. Certo. Che ne so, per dire, altre delle volte diciamo a vau ca, per dire vau a casa. Ah, ecco. Delle volte ne capita, oppure diciamo, però che ne so, anche lì, sempre con Christian di Radio Sboro, ne diceva, ma vau ca, cosa vuol dire? Certo. A cagare, a canestrei, cosa vuol dire? A canocce. A canocce. Che ne so, per esempio, mi faceva notare un mio amico, un mio collega insegnante, tra l'altro, da non mi ricordo dove, che ne altri a Cavarzere diciamo sempre come andemoia, cosa femoia, e altri diciamo così. Come andemoia, cosa femoia. Invece di come andiamo, cosa Anche femo. io dico così, Anche te le dici? sì. Invece lui mi ha detto che non... Anche lui c'è a lu, dico you, ad esempio. You. E se sfumature. Sfumature. Sì, però Sfumature. tipo crosta non l'avevo mai sentito. Vabbè. E dopo che c'è che robe che magari Certo, se più Sì, te dici tra i tuoi amici Sì. e ora... non ti sai neanche se lo dica fuori o no. vero, Te lo sì. dici perché te lo usi. Sì, Come sì, anche sì. altre robe che diciamo che non so, che nosa, che cioda, per dire che rottura è scatto e no. Sì, sicuro, devo sì, che è un fiato particolare, sì. Esatto, Sì, non ti sì, sai sì. se lo opera anche fuori o no. Sì, però crosta non l'avrei mai detto, pensavo crosta nel senso che se avesse fatto male, pareva. Tipo senza panna crosta. Una legnà. Sì, che- Ma è più o meno quello. Sì. C'è una legna alcoica però. Certo. Adesso che è il momento tipo le Iene, con una domanda da fare, tipo chi sei che beve di più, Fredo? Ah, pensavo che fosse quello. Dove sono i soldi che lei ha rubato? Il momento Iene, quindi. no, Il via, ragazzo Mario. via.
Ma io sto Allora, chi sei che beve? Sai chi va a beccare i truffatori? Sì. Ma lei ha promesso. Vabbè, dai, per Allora- fortuna, intervista doppia, va bene, Vai. dai. Allora, ma allora penso abbastanza, Desimo, che ormai Qual è la domanda? chi sei che beve di più? Ti intendi Sì. acqua? Chi beve Acqua. Acqua. Sì, acqua. il Gatorade? Ma allora, che se ora quando che erano giovani che desivano più dentro, chiaramente feste. Sì, Adesso diciamo, Beh, mi dico mi. Sì. Per dare una risposta, anche secondo per dare una me, risposta secca, mi. anche secondo me adesso, magari una volta erano abbastanza equivalenti. Ti ha perso colpi, insomma, negli anni. Sì, un po' sì, beh, per forza, Proprio ma più più. che altro anche per un fattore però anche per un fattore economico, cioè adesso io ho aperto un bar a Varsere che non famo nomi e dove lo spritz costa 5 euro. Cazzo. A Cavarsere. A Varsere. Non capi anticipare la domanda, però vabbè, casomai ve la dico dopo. Quindi sì, adesso se limitiamo, dai, a feste, dopo feste, qualche concerto, sì, Però qualche diciamo, sagra. e adolescenza e a giovinenza nostra, se sta qui più o meno, immagino di Sì, tutti sì, i tosi sì, sì. veneti, Certo. insomma, Sì, adesso lo so. sagre, feste, festini, baretti, Sì, adesso sprizzetti. sì, poi io a scuola faccio insegnante, non posso mica dire che... Certo, che discorsi. E invece chi sei che c'ava di più? Cioè, ti dici, Chi fa- sky, Qualsiasi caramè. roba. Chi fa più all'amore? No, non so, in questo momento qua non so, Ria. Allora, E siamo tutti e due, se puoi dire, siamo tutti e due Ah, accoppiati con altre ma persone. neanche nel Ah, passato. sì, no, mi è lui. Anche nel passato, chi sei che riusciva... Chi è che riusciva magari a diciamo, rimorchiare ecco qua di più? lo concedo a Mario, però diciamo Che te cavoli anche te. Diciamo che sì, ecco dai. diciamo che Abbiamo avuto i periodi rispettivi, periodi migliori e peggiori. mi dicendo che suonando con più gruppi, diciamo che avevo più successo con le Ah. ragazze, però adesso siamo felicemente Proprio. Quindi comunque, dopo se si tratta di skate, lì tutti e due, lì. Ciavare, Ma ciavare. quindi dici che la musica vi ha portato a conoscere magari più... Sì? Sì, beh, sì. Vi ha aiutato? Per me no. Ah, no? No, allora, per me personalmente no, ma perché Mario si riferiva, credo, a un periodo della sua vita dove ha suonato con una band internazionale di tutto rispetto, grossi palchi a livello internazionale, e vedeva sto bel cavarzerano, cappello lungo, chitarra, lì te sai suonare a sagra del Preion, magari sì, qualcuno te fa un po' di ammiccamento in più, però No, però comunque aiuta, dai. comunque tutto fa brodo, nel senso che Certo. vi è apprezzato anche, no? Sì, Comunque, sì, in generale in sicuramente generale, sì. In generale sicuramente sì. dai. In generale sicuramente Ok. sì. E il vostro drink preferito? Se pare domande proprio delle medie. ma- Non beh, posso che dire eh, Spritz Campari, perché mentirei se dicessi altre... Allora, io avrei risposto anni fa, avrei risposto come Alessandro, ma oggi devo rettificare perché Spritz Campari che ne bevo raramente. E a Ferrarelle ti piace E te adesso? Sì. Gin Ferrarelli. Sì, e fa pensare, preferisco drink, ti intendi Qualsiasi roba da qualsiasi, bere. ti intendi anche a qualsiasi roba da bere, Anche anche un la birra, amaro, sì. anche la birra. Sì, diciamo che vin birra, se è una vin birra, se parliamo di, se no, anche come si chiama, anche un mojito, mi piace, se vuoi fare un po' il Fighetto, mojito, certo. fighetto, bere qualcosa di dolcetto. Ma dai, ascolta, ma non che neanche è il prosecco, dai, è il prosecco. Io stavo con Spritz Campari. Dai, non dico il prosecco, dai, Adesso prosecchino. vai. Prosecchino, strano, il Vado Biadene, dai, facciamo un po' di... No, ma non per piaggeria, se così, mi piace. Certo. Qua, amico, ho una domanda di economia, che quando che avevo scritta già ero convinto della roba, dopo pensando che beh, che gonfiare la giornata sola e ho cambiato anche idea. Forse se pochi, però immagina di avere 20 euro a testa Mhm. e vuoi andare in ubriachi, ok? Ah sì. Che mix
conviene qualità prezzo per andare in ubriachi. Perché, ad esempio, faccio un esempio ignorante, adesso un drink su bar, dio, no? Supermercati, se no, vabbè. In bar penso che con 20 euro do drink e metti un amaro, o triestore. Quindi conviene tipo 3 così, o conviene magari, adesso vabbè, spris 5 euro, metti 4 euro, costerà adesso, e poi torti 5 spris, quindi con 5 spris il grado alcolemico è più alto del solito drink un amaro, penso. Questo è il mix secondo voi altri migliori. Economia e matematica, Allora- sta domanda qua. E ora amico da dire, in quanto insegnante, ragazzi, non fate... Ma non è in fa- quanto non insegnante, dico. Mi asso la risposta da Alessandro. Allora, che c'è da dire, Marco? Prima cosa, ci sono ancora, che c'è ancora delle realtà in delle zone nostre, ma credo anche di qua, che riserva delle sorprese. Mm. Che ne so, è il bar con l'amaro a 1,50 euro, 2 euro. Mi dico in parità, cioè se uno viene qua da nulla da, che ne so, Che dice vai al bar un generico. palermitano arriva in Veneto, come va in Briao, senza sapere niente, Sì. cosa che conviene fare? Mi te dico sempre spris campari, come Qualità prezzo. qualità presso le queo, come qualità presso le queo. Se non vogliamo tirare in baio l'osteria che conosco me, che Gal vende a casa, che costa poco, così la scelta secondo me è più, la più azzeccata sarebbe quella. Se io fossi il palermitano che arriva in Veneto, faria che scelta lì, ecco. Mario, sono ancora di pensare, non sei convinto. Perché anche No, a mia non pensavo, può. anche a mia pensavo, Invece? non ti vuoi esprimerti a riguardo. E vesti sei ritorno. Mica che ho pensato, beh, spoiler a me di Dai, dici secondo me, a livello di amari, te riesci a fare più grado alcolemico. Perché un amaro quanto costerà adesso? 3 euro? Di più? Tipo, Non ne bevo tanti, mi dico la verità. Però Forse magari- 3, 3,5. metti anche a 3,5, se è Jägermeister, secondo me, se è sciottino Jägermeister, Ostia. potrei abbattere i 4 splis al Campari, i 5 splis al Campari, forse. Sì, dipende anche che risultato che te vuoi ottenere, diciamo. Il Perché massimo grado alcolemico. ora forse te hai ragione te, ma me con Jägermeister. Ho fatto un esempio a livello di amaro, forse a livello di grado, Vabbè, fa ma 40 ora- gradi. Vabbè, Grappe, così. Anche sì, è vero. Può darsi, forse hai ragione te, forse Eh. hai ragione te. Anche a me pensavo di Spritz perché a particolarità del Windows è che Biomai esprisse a fine a livello del costo è come forse anche di più magari del gin tonic, anzi sicuramente, però te costa manco. Quindi alla fine qua è bere Spritz a livello economico conviene che torsi un gin tonic. Sì. Questo c'è un fair ragionamento. Sì. Che magari uno da fuori non sa, perché steve mia un Spritz costa 7-8 euro. come torse un... E ora sono andato a Milan settimana scorsa, da Cracovia costava 16 euro. Pensa. Ma puoi guardare in internet, 16 euro. Cioè, E tipo una Havana Cola cosa veniva? Manco magari. Una? Una Havana Cola, No, una Havana Cola con gin Coca tonic, che Rum. ne so, sì. È un cocktail così che attacca lì costava, Perché alla fine- al bancone. Eh, Perché dopo sentava costava di più. c'ho un spizio, te vuoi il prosecco, te vuoi il Campari, te vuoi la soda, più invece l'acqua tonica e il fior di gin, ti costa manco alla fine, ecco. Mm. Vabbè. Che cazzo avevo scritto? Ah, sì. Ah, avete mai dedicato una canzone delle vostre a una ragazza per fare colpo? Allora, beh, devo dire, allora, Mario sì, Sempi sa adesso. sì, questo è una E come è andata a finire? Allora, diciamo che suonare canzoni per il gentil sesso, per le ragazze, sì, è sempre stata una delle mie mosse. Ah. Diciamo che sì, e ora dedicare dipende dalla ragazza, sì, dai, se capita anche anche alla mia attuale fidanzata, la salutiamo, la Giulia, che se capita, che piace, insomma, che piace che sono le canzoni mie, che tocco più, quindi sì, si può dire di sì. Quindi è andata bene, diciamo. È andata bene perché se sei memorosa è andata molto bene. E no, è da dire che poi per me è più facile perché cioè, mi comunque canto e suono spesso, insomma, con la chitarra in giro, quindi mi viene molto facile. Bene.
E ti Alessandro, lasciamo perdere. Sì, sì, lasciamo Eh. perdere. No, dai, cioè, come dice Mario, certo, tiri fuori comunque la chitarra, te fai il pezzo così, là, se anche non ti sia un fenomeno, te dà Sì, se che diverte. sprint in più, che sprint in Sì, più. e se ecco. diverte, non toglie mica a fare di Sheeran. Certo. Lo capivo, quindi E l'importante ora è- qua Mario ha detto che ha portato chitarra, attenzione, e ci farà qualche inedito. vai. Sì, Però qua voto provare. Beh, fa un puttana, dai. Ok, allora. Ma secondo me possiamo anche... Ok. Putea, Sinabe putea. vedi me faria a pie tutta la Romea, da sottomarina della Clea. Oh, 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 oh. Ed è modersi caporea, ti illumini a notte, te fecciano fa una stea, te compraria una casa in Albarea. Oh, 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 perché mi sono innamorato, appena te ho visto al balcone del bar, ti tutta in tiro e mi muoio nega, vai dire di euro spinti, privé con cui ad mia. Mi dai campiti dal centro, ti te parli in italiano in dialetto scetto. Evento matto corriva sti qua in bottona fialmente, duri come il cemento e ti qua camisa mancia. Ti gana laurea di Bocconi, Mirancuro su Meoni, coi trattori con lambini. Vabbè. bravissimo, è incredibile ragazzi, voi non vedete, ma non che sei leggino, che sei telefoni, che ti indura la base, tutto quanto in sciata. Allora, questo ha fatto un pezzettino molto breve di Putea, puoi andare ad ascoltare sul nostro canale YouTube. E adesso Pezzo nostro inedito. pezzo nostro, adesso ne fermo uno che Gemos ha fatto la parodia in macchina. Venendo qua. Venendo qua, però non che se non sei ancora su YouTube, la caricheremo prossima, forse anche a sto mese qua. Forse. E chi lo sa? E chi lo sa, siamo così. E ora aspetta, vediamo se mi ricordo. Ok. Mauro Seppie e se andava via, con 2 gin tonic e una bella fia, e c'era in quarta, non stava in piedi, che scassava i gotti dai man. E quando hai 8 e il muetto, gli hai bombe lo svegliarà, e se spregava e manco a bava, e Mauro sente il fosso, c'ho fioi, ma come sei omesso, sei nei guai, e i denti fuori a posto e senza skate, che ha tosata zero mastro, da NBA, da NBA. Grazie. È bello che quando sento le canzoni, medesmente gode originali. Mi sai penso cosa, che originali, tipo anche la... Ma come si chiama? Ma era Claudia? Maura? No, Laura si chiamava originale. Laura, Perché sarebbe Laura non c'è. Esatto. No, adesso è andata via. È andata via. Scusate per gli errori, adesso se voglio fare un po' buona la prima. Non è che ragazza va, diciamo la verità. All'epoca sì, e ascoltava Mauro Seppien. E si è ispirato. Ha detto Mauro Seppien, che ha detto ma... Ragazzi, pana crosta. La ciappana crosta e Laura se è andata via perché Mauro era pieno, questa è la storia. E sì, ecco, questo è un po' anche come nascono le nostre canzoni. Sì, è anche un po' quello che proponemo in live, sia alcuni pezzi in acustico, altri come dicevo, qua band completa. Femo i pezzi suonati dal vivo, ecco questo è quello che poi aspettava al nostro spettacolo, diciamo. O se no, Oltre a spogliarelli vari eventuali, ma quello certo. vedremo dopo, insomma. Esatto. sì, adesso perché abbiamo tanta richiesta di questo Certo, sì, e quindi che sì, tocca sì. più. Poi, sai, io in braghe di te, siamo restati mudando, che a sto punto... No, ma adesso
in effetti avevamo pensato anche a questo nel caso, a proporci per Spogliare listi, certo. spogliare le listi, esatto, oppure, oppure appogliare le listi, cioè rimettere i vestiti a gente. No, a parte, scherzi a parte, sì, a parte, Scherzi a parte. scherzi a parte, no, scherzi a parte. Adesso pensavano anche del proporsi come in acustico comunque per situazioni più piccole, perché noi Sì, adesso puntiamo a sagre, eccetera, e quant'altro, però anche situazioni più piccole in acustico, perché no? Sì. Proprio. Anche perché diciamo che d'estate poi sono principalmente fuori, sagre, spazi grossi così. D'inverno quando fa un po' più freschetto, anche con posto sia al chiuso, sì, due anche chitarre e locale. un impiantino con poco spazio ti fai uno Esatto. spettacolo. Sì, giusto. Ascolta, ma per i fans vogliamo bevere? Bevare. Dai. Anche questa chi ne ha rubato. Vedremo se me la ricordo al volo. Ti ricordi tutti, Alessandro? Perché senza il te, ho voto che ripassiamo un attimo. Bevare, vago in osteria e me sento. Bevare, oste porta. E ora, qua. Sì, se salì, se no. Sì, proviamo. Vai. Buona la prima, come che ne viene. Perché adesso un attimo che ripassiamo. Bevare, vago in osteria e me sento. Bevare, oste porta un caicetto. Bevare, dolcichetti e un prosecco. Bevare e condividere. Bevare, Vago in bianca al 100%. bevare, me vado a specchio e me spavento. Bevare e bevare. Adesso se conosci di testa e memoria non è semplice, però Mi raccomando che è una parodia, lo dico agli eventuali ragazzi che vedono questo podcast, è una parodia goliardica, se scherza, se ride. sì, non rispecchia assolutamente quello che abbiamo appena vissuto l'ultima settimana. Ecco. Vabbè dai, se feste, qualcosina, però senza esagerare a casa, e siamo persone Esatto, adulte, siamo persone perché- adulte, voi altri no. Gli amici non sanno che giorno è oggi, in realtà oggi è il 2 gennaio. Il primo podcast dell'anno in realtà sarà il sesto, però per gli amici sarà c'è il primo A registrato. sé dal 31 dicembre che siamo in giro, ragazzi. Quindi, Esatto. no. Bene, io ho tanti auguri e buon anno, anche se avete tra un mese. Buon 2026, fiori. Ma un po' aretti ce lo dedichiamo. Dai, vediamo se siamo... Oh, Te asso spare qua mi questa è la strofa. mia preferita. Sì, no. sì, se ho bisogno, guarda, Questo? sì, allora, perché qua abbiamo mie versioni. Allora, che metto un secondo, guarda. Vai. Leggo tutte scritte qua Guarda che faccio il chat. sul blocco notes segreto. Vediamo. Sì, perché anche a me so, quella solo il tuo aretti. Se, Perfetta, se cazzo. se lo sapevo prima, ne preparavo una per l'occasione. Vabbè, no, se riuscisse, Sì, no? che Ci ascolta su TikTok, su Instagram. Su TikTok. Anche perché poi, cioè, una sera canzone che ti senti tanto spesso, come avessi in mente sta Poaretti? Perché era Polaretti. Polaretti, Poaretti. Poaretti, ovvio, sì, chiaro, però. Poaretti, non sai che ti senti in radio, a casa, Questa secca. Vai. Questa secca, aspetta. Delle volte ti viene in mente, te si per strada, te guidi, te cammini, te senti, te guardi un video così, te torni in mente una canzone e te viene Vai. Questa, ti è qua. Sì. Vai, ma cosa leggiamo qua, Alessandro? Vai. Vedi tutti? Vai. E ora? Aspetta. E dopo? Aspetta. Ok. E ora? Aspetta. Poaretti,
Voglio aiutare i miei genitori coi bollette da pagare, ma a partita IVA e gol lì per da versare. Po a reti. Vago fuori con la tosa, ma un stipendio che arrivare e a che un aperitivo cuscino da mangiare. Po a reti. Come invita a un compleanno dico che cosa da fare, 20 euro per regalo, ma te puoi immaginare. Po a reti. Ecco qua. Anche perché c'è proprio una riga lunga a cazzo da fare. Sì, adesso che poi non fa una più lenta, questa ho tolto quella più lunga. Sì, adesso può aretti, ogni stagione che una, adesso possiamo fare che non al volo, ma bisogna che pensasse un attimo, che lo più. Che possiamo pensare. Te l'avevi già fatta prima in freestyle? Sì, ti ho detto, può aretti, io fino a Oriago per fare una intervista. Pensavo di trovare... Pensavo fosse Fabio Fassio, invece era. Oh dai, se vuoi fare un'altra, se no progetti futuri e... Allora, Come canzone? come canzone, vogliamo che suoniamo un'altra, una delle ultime, non so, La vostra preferita? la nostra preferita dei nostri, qual è la nostra preferita dei nostri? Putese forte. Putese Mi piace forte. quella di calibro, mi piace però in acustico. In acustico non viene, e ora a me piace molto in acustico, secondo me viene bene, che è bella, secondo me, Quante notti. E aspetta, che non so. Se finì al bar, a bere gottino staria col matto della città, chi ne contava quando mica avevo la vostra età, saltavo i fossi e non smettevo mai di lavorare. E dopo in alta cambiavo posto via 70 e anche se la mattina a 16 anni te lo sai che sono non gamina. Ok. Questa se ritorniamo di Quante notti Sì, che parla un po' anche questa nostra adolescenza, un po' adolescenziale, sì. TN, Silver, il Bustareo, i Carrera. Allora, progetti Che futuri. i tempi là, progetti diciamo. futuri, beh, allora Bustareo e TN. Esatto, sì, La nostra gioventù è stata qui alla fine. Sì, col bomberone, ti dico, che roba che trovavi Bon un po', boogie. Bon boogie che ti trovavi un po' ai giostri. Allora, progetti futuri, mi te dico, stai un attimo in campana, perché adesso ovviamente vengono fuori cose nuove per durante con Sanremo e altri se svegliamo perché se molto materiale, e poi per le nostre canzoni che verranno fuori sia in questi mesi qua, sia per l'estate con le nuove collaborazioni E sta in campana poi live perché primavera attaccheremo a annunciare anche date estive, quindi se voi venite a vedere, insomma, a sentire poi, qualche schitarra, volentieri. Per chi che piace invece, per chi invece piace anche il rock, quello un po' più, diciamo, impegnato, io e Alessandro suoniamo anche nei lo vuoi dire tu, Ale? No, non te lo puoi dire. No, te ricordi tu? Perché vuoi dirlo a me? No, perché sai il nome del gruppo? No, perché siccome con l'inglese è Rusty con la R, Rusty Vega staccato, quindi con la Y, RUSTY staccato Vega. Però diciamo sulla pagina del Bacchan, se vuoi andare a seguire a parte, di solito non mischiamo le due cose. Per il Bacchan sì, canzoni nuove del nuovo anno e poi date estive, stai sintonizzati. Ecco. Boh. Iscrivetevi al canale, se questo video arriverà ai 1000 like, Mario sarà via 0. Noi ci vediamo. Guarda che ti chiedo così adesso fa un milione perché se no, solo a 1000, solo a 1001 basta. Noi ci vediamo alla prossima puntata. E grazie Marco. Grazie X Lab Production.